Con il dottor Giuseppe Cucurese dietro un qualcosa che ricorda quello che il Banco di Sardegna ha già fatto e farà in itinere, insieme nella storia. Nessuno lo ha sottolineato, ma questo campeggia qui davvero da tanto tempo. Eh beh sì, stiamo scrivendo una piccola pagina di storia, no? Che a prescindere dai successi, no? Che abbiamo avuto e che speriamo continueremo ad avere, però fa parte della storia del territorio della Sardegna e io credo che questo sia l'elemento più importante. Come dicevo, ecco, riuscire a dare qualche esempio di aggregazione, di forza e di volontà credo che sia molto importante. Dottor Cucurese, il sodalizio con la Dinamo ormai è uno sposalizio, qualcuno ha detto, perché 32 anni diventeranno 32 e sono davvero tanti. Però quel senso di identità che viene fuori da tutta questa giornata passata insieme a parlare di cose vere credo che sia gratificante anche per il vostro gruppo. Non a caso ha letto la lettera del Consiglio di amministrazione. Sì, no, ma per noi, come dicevo, è motivo d'orgoglio. Non a caso abbiamo creato questo video perché vogliamo che resti qualche immagine visiva che raccontando così a voce non si può realizzare, cioè vedendo il filmato uno si rende molto più conto che non leggere o sentire di cosa vuol dire, diciamo, il legame Dinamo e Banco di Sardegna al di fuori, diciamo, dell'aspetto sportivo di per sé. Ecco. Posso fare l'ultimissima domanda? Quanto si sente sardo, dottore? Io mi sento sardo come i sardi, io sono genovese, però sardo di adozione, siccome anche il carattere dei genovesi è molto simile a quello dei sardi, non faccio nessuna difficoltà a integrarmi bene.